Benvenuti e ben arrivati a questo incontro che abbiamo organizzato, anzi che ha organizzato Confesercenti, in collaborazione anche con l'ente bilaterale Veneto. Quest'oggi si è tenuto al Parco Hotel in Sala Meeting un incontro organizzato da Confesercenti ed Ente Bilaterale Veneto. Per Confesercenti Venezia e Rovigo presente il vice direttore Michele Lacchini, il direttore Alvise Cagniello, la vice direttrice Sara Carraro, per l'Ente Bilaterale il consulente Beniamino Boscolo. Tema i finanziamenti che, nonostante da mare quello che era in epoca Covid si sia trasformato in ruscelletto, offre comunque opportunità interessanti da cogliere. Il folto pubblico era composto soprattutto da esercenti di attività balneari e commercianti e la presentazione, interessante nei vari temi trattati, ha dato informazioni sull'accesso al credito, sui distretti del commercio e sui bandi regionali. Informazioni interessanti e utili, dato che spesso l'imprenditoria ha necessità di poter ottenere una liquidità maggiore. Sono sempre maggiori le difficoltà in tal senso, le banche non si accontentano più delle garanzie canoniche, ma preferiscono sapere se un'azienda ha merito creditizio o meno, in pratica se ha la capacità di restituire il finanziamento ottenuto. Un'azienda su 4 in Veneto è ad alto rischio, spesso non riesce quindi ad ottenere il finanziamento per poter proseguire la propria attività, mentre una società di capitali su 3 risulta essere in perdita, dati del 2022. Proprio per verificare se i flussi di cassa della propria azienda sono sufficienti per ottenere un finanziamento bancario e soprattutto a che tipo di finanziamento si vuole accedere, che ci si affida ai servizi offerti dalle associazioni quali Confesercenti. Non si è parlato però solo di accesso al credito, ma anche al microcredito, per le quali le condizioni sono ben diverse. Interessante anche il discorso che è stato fatto sul distretto del commercio, un partenariato su legge regionale che vede capofila il comune affiancato dalle 2 maggiori associazioni di categoria, Chioggia Confesercenti e Ascom e Confcommercio. Gli attori siedono quindi ad un tavolo di confronto, valutano i bandi a cui poter partecipare, che possono riguardare investimenti sul territorio e sulla formazione degli operatori. Grazie al distretto del commercio si sono sviluppate nel nostro territorio iniziative quali Cosa bolle in pentola e Cichettando a Ciosa. Non sono molte le risorse ora disponibili, ma premiano anche le realtà che sanno aggregarsi. Sempre in quest'ambito si potrà cominciare a parlare anche di comunità energetiche. Per quanto riguarda invece i bandi regionali non facili da seguire, questi ora preferiscono premiare le innovazioni delle aziende in campo digitale, nell'universal design, favorendo l'accessibilità alle strutture e alle persone fragili, riservando aree e servizi di accoglimento e nel campo energetico. Sono queste le peculiarità premianti che danno punteggio maggiore a chi presenta le domande, come diventa premiante pensare a progetti che possano aggregare più attività con la volontà di dare un maggior sviluppo al territorio, investendo, dedicandosi a uno specifico obiettivo. Ha chiuso l'incontro Beniamino Boscolo, consulente per l'Ente Bilaterale Veneto, che offre una politica rivolta al welfare e sostenendo le aziende oltre che i dipendenti e i titolari d'azienda. L'iscrizione all'Ente Bilaterale è automatica e le opportunità che offre sono molte, sia nel campo aziendale con sostegno economico vuoi per le divise, per i presidi, per il sito web della ditta, che per gli occhiali o i testi scolastici o quant'altro nella sfera privata. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.